Le aziende sono chiamate sempre di più a avere una responsabilità nei confronti dei territori in cui operano. È imperativo che si diano da fare affinché il benessere sia diffuso e tra anche le popolazioni che vivono in questi territori. La Val Visdente ringrazia perché i suoi 180.000 metri cubi di legname abbattuti in pochi attimi dall'uragano Vaia sono stati un colpo al cuore per la popolazione di una tra le valli più rinomate d'Europa. È un altro passo avanti per la rinascita del bosco, quello di oggi. 100.000 euro sono stati donati alla regione dalla Epta Costan, che in Comelico ha fondato la sua storia nel settore della refrigerazione. Sono fondi che serviranno a piantare in 7 ettari circa 18.000 essenze distribuite in isole protette da recinzioni elettrificate per ricostituire il polmone verde di abeti rossi, larici, faggi, pino silvestre e altre latifoglie. È un segnale di vita nuova che sta venendo avanti, insomma, è una rinascita. Dopo le tempeste viene il sereno, quindi adesso le operazioni di pulizia a seconda delle varie aree stanno procedendo più o meno spedite. In alcune aree impervie sarà impossibile intervenire, ma grazie all'interessamento di altre aziende nei prossimi mesi saranno messi in cantiere progetti simili a quello che in Val Visdente partirà dopo la metà di giugno. Piante centenarie, se non di più, buttate a terra come se nulla fosse. Dire solo che è rimasto un gruppo alla gola è un eufemismo. Da parte nostra ci saranno le maestranze, ci sarà il discorso poi del controllo dal punto di vista del territorio. Dopo le opere di difesa del suolo, ora l'attenzione della Regione Veneto si è spostata sugli alberi abbattuti attraverso progetti che hanno valenza sociale. Questo è uno dei tanti esempi che abbiamo in Veneto di aziende che vanno ben oltre alla semplice creazione di posti di lavoro. Loro vogliono svilupparsi in quel territorio perché sanno che se si sviluppano in quel territorio fanno crescere anche il territorio. Credo che questo sia assolutamente un aspetto positivissimo da far sviluppare e incentivare nel modo più grande possibile.